in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Le immagini di una ex cava diventata una risorsa per tutti noi. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Siamo all'ex cava Bergamin, in quel di Riese Piodecimo, e ve la facciamo vedere perché parliamo proprio della gestione delle acque, quando ce ne sono troppe come in questi giorni e quando ce ne sono troppo poche, quando arriva l'estate e la siccità. Questo è uno dei due argomenti. Nella seconda parte invece vedremo i gruppi di azione locale, ovvero quei gruppi che intervengono nel territorio per migliorarlo, per renderlo meglio per tutti noi, insomma. E allora cominciamo subito questa puntata con il presidente del Consorzio Piave, ovvero Giuseppe Romano. Buongiorno Presidente. Consorzio di bonifica, settimana delle bonifiche, quella di oggi, quella che stiamo vivendo in questi giorni, però ci ha portato qui per far vedere una cosa concreta. Sì, intanto la settimana della bonifica, bisogna sempre ricordarlo, è una settimana che noi dedichiamo come Consorzio di bonifica alla dimostrazione dell'apertura dei nostri siti, delle nostre realtà, appunto per far capire l'importanza della bonifica, l'importanza dei consorzi di bonifica. Qui siamo in una realtà che era compromessa, come si diceva, ex cava Bergamin a Riese Piodecimo, trasformata con la duplice funzione. Quando c'è troppa pioggia, bacino di laminazione, 500.000 metri cubi a protezione della città di Castelfranco. Quando c'è siccità, mettiamo dentro dell'acqua e le usiamo appunto per ristorare, per aiutare, per prelevare meno acqua dal Piave, per dare una risposta al mondo agricolo. Voi in questo momento state facendo un grande intervento per disperdere meno acqua possibile. Innanzitutto di dare una modernità al sistema irriguo trevigiano, importantissimo, perché modernità significa dare un'opportunità a chi produce di seguire un mercato ed è sicuramente importante. L'altro versante è quello di prelevare meno acqua dal Piave, andando avanti per quel percorso che abbiamo avviato come Consorzio di bonifica l'anno scorso, che si chiama ripristino del flusso minimo vitale e quindi del flusso ecologico, per portare ad essere non fiume centrici ma territorio centrici, cioè significa avere in un territorio la capacità di dare una risposta complessiva alla questione acqua. Bene, allora adesso ci fermiamo per i titoli e poi ci sposteremo proprio in uno dei punti dove il Consorzio Piave ha già fatto un intervento per risparmiare acqua. Nella settimana dedicata alle bonifiche in Veneto visitiamo gli invasi di Riese Piodecimo e Sernaglia della Battaglia. Ex cave o interventi appositi sono l'unica soluzione per la gestione sempre più torrentizia di fiumi e canali. 13 milioni di euro per 49 interventi a favore dei territori che partecipano al gruppo di azione dell'Alta Marca. Sono i numeri dell'Agenzia di Sviluppo Locale che mercoledì ha rinnovato la fiducia al presidente Carlet e a tutto il Consiglio di amministrazione. 200 macchine per una viticoltura moderna ed ecosostenibile. Torna venerdì 24 e sabato 25 maggio a Susegana nel Trevigiano la terza edizione di Vite in Campo, il forum concorso dedicato alla tecnologia tra i vigneti. Nuove idee per l'agricoltura arrivano dagli studenti degli istituti agrari del Veneto premiati dalla Regione. Nelle scuole si punta sempre più a far diventare gli studenti futuri imprenditori agricoli. Freddo e maltempo compromettono la stagione per alcune colture, tra cui l'asparago e la perla rossa per eccellenza, la ciliegia. Per altre, invece, pare sia ancora possibile recuperare a patto che le condizioni atmosferiche segnino un rapido miglioramento. Presidente, ripartiamo da questa canaletta, ma è praticamente nuova, perché dovremmo cambiarla? Perché non è la vetustità, la vecchia o nuova canaletta che ci fa risparmiare, ma è il sistema. Questa canaletta tutto sommato è ancora in buono stato di manutenzione, buono, però il sistema di pluvioirrigazione ci consente di risparmiare il 50%. Qui siamo in una realtà che con l'ultimo finanziamento preso dal Consorzio di bonifica Piave attraverso il PSR nazionale trasformeremo questo sistema da scorrimento, quindi con questo sistema di canalette, a pioggia, quindi in pressione. Questo è un punto di consegna per avere l'acqua in pressione, è il sistema nuovo di irrigazione che consente di risparmiare oltre il 50% dell'acqua e questo è un punto di consegna per averla qui a 3, 3,5, 4 atmosfere di pressione. Ecco, l'atmosfera, cioè la pressione la garantite come? In due modi, in un modo sfruttando l'altimetria del terreno, quindi sfruttando l'altimetria di questo territorio, che significa che ogni 10 metri facciamo un bar di pressione, oppure
artificialmente pompandole. Questo è un manufatto di derivazione che ci consente di mettere naturalmente l'acqua che arriva superficialmente, di incanalarla e di metterla attraverso un tubo in pressione. Questo consente, sfruttando l'altimetria che c'è in questo territorio, ogni 10 metri di dislivello di altimetria si riesce ad ottenere un bar di pressione. Abbiamo quasi 40 metri di dislivello fra qui e la parte bassa, quindi abbiamo 4 bar di pressione che ci consentono di irrigare in pressione senza consumare energia elettrica, quindi in modo molto ecologico. Altro luogo, qui invece abbiamo le pompe. Altro luogo, siamo sempre in comune di Altivole, qui abbiamo 11 pompe che mettono in pressione sempre degli impianti pluvioirrigui e in funzione del fatto della richiesta d'acqua che c'è nel territorio partono modulatamente tutte le pompe a seconda della necessità. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie, poi riprenderemo perché andremo a vedere un altro bacino di laminazione, perché fino adesso siamo stati in destra Piave, ma andremo a vedere qualcosa anche in sinistra Piave. Se non si guardasse il calendario si potrebbe dire che ci avviciniamo a Natale. Questo è il commento di Coldiretti Vicenza sulla situazione delle colture venete, in particolare asparagi e ciliegie. Sui colli iberici, così come in tutto il Veneto, la stagione pare essere decisamente compromessa. Per altre invece è ancora possibile recuperare, a patto che le condizioni atmosferiche segnino un rapido miglioramento. Non ha ancora un nome definitivo, in attesa di costituire un club di valorizzazione e produzione. È stato selezionato da alcuni anni, ma solo ora è giunto il momento di lanciarlo sul mercato. Si tratta di un asparago nato da un incrocio fra varietà diverse. Si tratta di un nuovo tipo di asparago, nato da un incrocio fra varietà diverse. Il nuovo seme, chiamato Saint, avrebbe maggiori proprietà nutritive e antiossidanti rispetto a quelle contenute nei normali turioni. Il 50% del patrimonio genetico di questo asparago è selvatico e questa caratteristica lo rende simile all'asparagina, con un sapore spiccato e amarognolo, ma conserva i pregi di un normale ibrido rispetto al calibro e alla produttività. Altro aspetto importante è la tolleranza alle malattie, mentre le rese produttive sono nella media. Una società finanziata dal Dipartimento di Stato americano dell'Agricoltura ha annunciato il lancio di una nuova metodologia post-raccolta per le ciliegie fresche, pilotata con successo dai confezionatori di ciliegie del Pacifico nord-occidentale. Si tratta di un patch biodegradabile di forma quadrata, idoneo al contatto con gli alimenti, che è stato inserito con successo nella confezione durante l'imballaggio, nella stagione 2018. Tradizionalmente, le ciliegie sono uno degli articoli di produzione più difficili da mantenere ad una qualità eccellente. Tuttavia, necessitano di essere esportate anche su lunghi tragitti, visto il loro elevato valore nei mercati globali. I problemi di deperimento qualitativo sono sfide che gli imballatori e i trasportatori di ciliegie affrontano costantemente. Studenti di una mia quinta, la Quinta Val, hanno ideato un distributore automatico di carni italiane che hanno chiamato Daci. Abbiamo progettato una piccola scheda Arduino, che è una centralina per il controllo automatizzato dell'irrigazione in campo. Studiare agraria nel 2019 non è poi così fuori moda e a quanto pare dà le sue belle soddisfazioni. Al Duca degli Abruzzi di Padova, istituto agrario sorto su un antichissimo possedimento benedettino, la consegna dei premi agli studenti di agraria del Veneto del concorso Il programma di sviluppo rurale e i giovani. Primi sono giunti gli allievi dell'Istituto Cerletti di Conegliano, quindi quelli del Sartor di Castelfranco, e menzione speciale per gli studenti del Parolini di Bassano. Si lavora per far sì che i ragazzi e le ragazze diventino imprenditori anche molto rapidamente. Presidente, panorama assolutamente cambiato, siamo sulla sinistra Piave e questa non è una cava. No, panorama nuovo, sinistra Piave, in comune di Sernaglia della Battaglia. Questo è un terreno che abbiamo acquistato per fare un bacino di laminazione ex novo a tutela della città, dell'abitato di Sernaglia, su un torrente, il Patean, che come si vede è praticamente quasi secco, anzi secco sempre, e in momenti di piena velocemente si alza. Questo aiuta, anzi risolve totalmente i problemi di Sernaglia. Senta,
questa è la settimana della bonifica, voi avete deciso di far vedere alla gente, anche attraverso di noi, queste opere, perché molta gente non sa, non capisce, soprattutto non capisce perché poi deve pagare delle bollette per queste opere. La bonifica, nel senso più stretto, è tenere asciutto un territorio, portare via l'acqua quando viene troppa, e per fare questo bisogna manutentare i canali, bisogna costruire canali nuovi, come strutture nuove come queste, e poi manutentare, perché se questo bacino non lo lasciassimo incustodito e non pulito non servirebbe più a nulla, quindi il contributo è per il mantenimento delle opere che noi facciamo. Ecco, ricordiamo che tutto questo è aperto in questo fine settimana, questo sabato e questa domenica. Noi l'abbiamo aperto per questo fine settimana, ci sono 2 iniziative in modo particolare che ci piace sottolineare. La prima è con un pullman che parte da Treviso e arriva alla presa di Nervesa. Il secondo, un pullman che parte da Vedelago, passa per Montebelluna e Crocetta e arriva alla presa di Fener. E adesso noi ci fermiamo perché presentiamo un servizio dedicato a un'iniziativa invece del Codifesa, quindi di un modo diverso di intendere anche la viticoltura, poi un po' di pubblicità e poi riprenderemo parlando dei gruppi di azione locale. Meccanizzazione moderna, innovativa, ma soprattutto sostenibile per mantenere l'armonia tra attività agricola e territori. Questo è l'obiettivo di Vita in Campo 2019, che venerdì 24 e sabato 25 prossimi sarà di scena tra le colline del Collalto. Terza edizione con oltre 200 macchine che dimostreranno la loro operatività tra i filari del Prosecco. Tra queste anche i 12 modelli vincitori del concorso di quest'anno, per una manifestazione fortemente voluta da Condifesa di Treviso, Belluno e Vicenza. Quello che non si troveranno saranno le macchine comuni, nel senso che quelle le troviamo in ogni fiera. Vita in Campo si qualifica per questa caratteristica di selezionare soltanto macchine che abbiano un forte contenuto sulla sostenibilità. Il resto per noi non è interessante. Nel campo viticolo, in particolare, i diversi settori esporranno e faranno lavorare macchine per la protezione, cioè quelli che fanno i trattamenti fitosanitari. Un altro settore poi è quello delle lavorazioni del sottofila del vigneto in alternativa al diserbo chimico. Un concorso sulle migliori tecnologie, soprattutto per dare una risposta ai tanti dubbi sulla sostenibilità da parte dei consumatori. Con l'innovazione, con la meccanica, con la tecnologia, ma soprattutto con la ricerca. Vi ricordo che stiamo collaborando con la scuola enologica, che è il nostro bagaglio del futuro, perché i giovani è il nostro futuro e sarà il nostro futuro, non solo per dimostrare in campo cosa la meccanizzazione ci proporrà, ma anche stimolando la ricerca per trovare dei prodotti che ci controllino queste fitopatie in queste condizioni climatiche. E vi dico e vi garantisco che già da quest'anno 5 aziende fitofarmaci molto importanti ci hanno presentato dei prodotti che non sono di sintesi. Seconda parte di Agricoltura Veneta, ci siamo spostati a Miane, come vedete dietro di me il municipio. Siamo qui per parlare del GAL o dei GAL, ovvero dei gruppi di azione locale, in questo caso del GAL Alta Marca, quindi siamo nell'Alta Marca trevigiana. Sono con il presidente del GAL Giuseppe Carletto, buongiorno. Senta, intanto ci spiega che cos'è il GAL, lo spieghi a chi non lo sa e non sa neanche che cos'è l'acronimo. Molto terra a terra, non è altro che un consorzio pubblico-privato, e quindi comuni e privati che si sono associati e in base a una normativa europea percepiscono fondi europei per distribuirli nel territorio attraverso un progetto di sviluppo locale. Ad esempio noi siamo qui e dietro di noi c'è una cosa concreta che è un progetto, giusto? Sono degli impianti per la ricarica delle biciclette elettriche, un progetto studiato direttamente e gestito dal GAL con l'aiuto della comunità dell'Unione Europea, che prevede appunto la possibilità ai turisti, e non solo turisti ma anche gli abitanti dei luoghi, di poter accedere attraverso una tessera per la ricarica delle biciclette elettriche. È un progetto che nasce e viene distribuito, ogni comune del GAL avrà uno suo impianto, ed è proprio legato al turismo in particolare, perché ormai sempre di più c'è questa volontà di muoversi attraverso mezzi che è la bicicletta, che è un mezzo sostenibile. Molti turisti, anche stranieri, arrivano con questi mezzi e sicuramente possono poi così avere questo servizio, tra l'altro a costo molto basso,
e quindi poter girare e vedere le nostre colline bellissime attraverso un mezzo così compatibile, ecocompatibile. Adesso noi ci fermiamo un attimo, come sempre, con i consigli del nostro Adriano Favaretto, poi andremo a vedere un altro progetto del GAL Altamarca. Mese di maggio, mese del rosario, mese dedicato alla nostra Madre Celeste e mese delle rose, mese anche della festa della mamma. Quindi le rose, chiaramente ce ne sono di tanti tipi. In questo caso abbiamo una rampicante. Se dovete mascherare una rete o qualcosa, prendete una rosa rampicante dal vostro vivaio, dal center, la trovate già in vaso, ormai coltivano tutti in vaso, e poi la tirate lungo la rete che dovete coprire. Altra qui abbiamo, ad esempio, ecco, per coprire una struttura in legno, un gazebo, un qualcosa, qui abbiamo una rosa bianca rifiorente, molto proficua di fiori, fa rami lunghi anche 4-5 metri nella stagione, che poi voi dovete anche potare, e termino con questo cespuglio di rosa, recuperato l'anno scorso, piantato l'anno scorso, rimesso in vaso, dopo le potature chiaramente che vanno fatte a febbraio. Adesso ha già vegetato, come vedete, una trentina di centimetri, ha già il bocciolo in bocca, come si usa a dire, e non è in fiore perché a causa del tempo di maggio così, ma è un po' in ritardo, ma certamente questa qui andrà sul balcone o sul davanzale o sul pergolo, sul terrazzo, dove volete voi, e certamente vi darà belle soddisfazioni perché rifiorirà. Siamo con il responsabile finanziario del GAL Altamarca, ovvero Floriano Mattiuzzo. Intanto grazie per essere con noi. Abbiamo visto delle attività pratiche finanziate. Siamo con il GAL, ma il GAL finanzia solo il pubblico e le attività pubbliche? No, soprattutto il GAL finanzia le aziende private, quindi le aziende agricole. Abbiamo finanziato sia interventi per investimenti strutturali, sia gli agriturismi e anche attività non agricole, l'avvio di nuove attività. Oltre a questo finanziamo anche la promozione dei prodotti nel loro complesso, i prodotti tipici che sono le eccellenze del nostro territorio, come ad esempio i consorzi di tutela. Ecco, intanto noi ci troviamo, non so se avete visto, in mezzo alle colline del Prosecco. In questo caso in che cosa è stato prezioso il GAL per voi? Ma per noi è stato utilissimo perché abbiamo potuto fare della promozione della nostra realtà, dei nostri vini, che sono proprio i vini del nostro territorio, i vini di nicchia, quali il Conigliano Rosso, il Conigliano Bianco e due proprio perle del nostro territorio, il Refrontolo Passito, ottenuto da Uve Marzemino, e il Torchiato di Fregona. Presidente, perché ci siamo trasferiti a Refrontolo? Perché siamo qua vicini a Villa Spada, che è uno dei monumenti che il Consiglio di amministrazione del GAL ha ritenuto meritevole di finanziamento, perché c'è l'intenzione da parte dell'amministrazione comunale di Refrontolo di renderlo visitabile al pubblico. Senta, ma abbiamo visto prima le bike, adesso vediamo Villa Spada, sono gli unici due progetti per il vostro GAL? Questo è uno dei 16 progetti a gestione diretta del GAL che sono stati finanziati, e adesso così a mente mi viene in mente importante Villa dei Cedri di Valdobbiadene, che diventerà poi museo del territorio, il Salone del Gusto di Pieve di Soligo, che sarà inaugurato prossimamente, Case Marian di Cison di Valmareno di interesse turistico, con centro di formazione turistica, e non so, per esempio anche il parco di Carbonai di Cordignano. Dispiace dirlo, ma purtroppo la situazione non è cambiata molto. Abbiamo avuto sì un intervallo ieri, l'altro ieri, con un tipo di tempo leggermente instabile, comunque con qualche schiarita, però si è trattato solo di un intervallo, piccolo intervallo. La situazione però è ancora dettata da una circolazione ciclonica, quindi instabile, anzi che si va concentrando sull'Europa meridionale, quindi sulle nostre regioni e sul bacino del Mediterraneo. Ecco, questa sacca, questa depressione richiama e richiamerà ancora sistemi perturbati di origine atlantica, quindi avete già capito che ancora avremo qualche giorno di tempo veramente instabile. Prevediamo infatti, già per oggi abbiamo visto un peggioramento durante la giornata, quindi con precipitazioni che man mano diventano sempre più intense in serata, e un ulteriore peggioramento per domani, domenica. Infatti subiremo tutta l'intensità di un sistema perturbato molto
molto intenso, quindi cielo coperto, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, una quantità di pioggia che probabilmente è un poco al di sotto in un paio di giorni, poco più di 2 giorni, che è quella che normalmente cade in tutto il mese di maggio, un maggio che possiamo ormai mettere in archivio come uno dei più freschi degli ultimi decenni, anche dei più piovosi, dopo aver avuto aprile molto piovoso, più del doppio della media. Lunedì, martedì, mercoledì in parte, ancora tempo instabile, i fenomeni si attenuano, però sono presenti ancora, anche se in modo più sparso. Poi mercoledì, giovedì un miglioramento, appunto mercoledì in giornata, e giovedì un miglioramento, ma si tratta sempre di un miglioramento temporaneo, con i fenomeni che si attenuano, nuvolosità irregolare, ecco, il tempo non è guarito. E poi dobbiamo dire che per fine prossima settimana, quindi da venerdì, ancora un forte peggioramento, si prevede il passaggio di altri sistemi perturbati e quindi ci si aspetta ancora precipitazioni anche a carattere temporalesco, ma questo lo confermeremo. I venti sono deboli, però hanno rinforzi anche di una certa intensità durante i temporali, anche nei prossimi giorni. Le temperature si mantengono per un paio, 2-3 giorni ancora di sotto della media, minime tra i 12 e i 13 gradi, massime intorno dai 16 ai 18 gradi. Inoltre oltre i 1500 metri per le prossime ore potrebbe ancora cadere qualche fiocco di neve. Per quanto riguarda poi la prossima settimana avremo un sensibile aumento delle temperature, dovrebbero andare intorno ai 20 e forse anche oltre i 20 gradi, si riallineano. Il mare parte dalla prima parte di questa previsione con mare mosso, molto mosso, e poi tende a localmente mosso. È tutto. All'esterno di Villa Brandolini a Solighetto, dove all'interno si sta tenendo l'assemblea del GAL, siamo con il responsabile finanziario perché vogliamo parlare del rapporto tra i GAL, tra di loro, insomma, tra voi e gli altri GAL, insomma, la cooperazione esiste? Sì, certamente all'interno del programma di sviluppo locale abbiamo riservato una piccola parte del nostro budget per un progetto da fare con altri GAL veneti, nel caso specifico con altri 4 GAL, che si chiama Veneto Rurale. Si tratta di realizzare un docufilm che metta in risalto tutte quelle che sono le nostre eccellenze, non solo paesaggistiche ma anche enogastronomiche, gli itinerari e tutto quello che è presente nel territorio di questi 5 GAL veneti. Gli obiettivi di questo GAL per i prossimi anni? Completare l'attuazione del nostro piano di sviluppo locale. Ricordo che a fine 2018 abbiamo superato già l'80% degli impegni, contiamo nell'arco dei prossimi mesi di quest'anno di arrivare al 100% dei fondi impegnati e di destinare anche il premio che abbiamo avuto di 110.000 euro per la velocità e l'efficienza nella spesa. Questa sarà un'azione speciale realizzata dal GAL. Intendiamo realizzare una guida sulle eccellenze dei 22 comuni come offerta turistica e anche come prodotti tipici. E mentre vediamo le immagini dell'assemblea che ha confermato il Consiglio di amministrazione, siamo con il Presidente di Confermato, Giuseppe Carletta. Presidente, a questo punto le conclusioni è solo un nuovo inizio, quali sono i nuovi obiettivi? Innanzitutto ringrazierei l'assemblea dei soci che è stata una sorpresa, ma ha avuto una unanimità di voti, nessuno contrario. Di questo ringrazio l'assemblea dei soci che mi hanno sostenuto così fortemente. I prossimi appuntamenti non sono più ormai i bandi, perché la spesa sul piano di sviluppo locale è arrivata all'80%, quindi le risorse disponibili sono limitate, però è un grosso lavoro da fare nel territorio che lo abbiamo già in corso con gli Stati Generali del Turismo assieme agli altri attori locali. Da qua dovrà uscire un progetto comune futuro per una promozione turistica unitaria di tutto il territorio del GAL. Ringraziamo il Presidente di Confermato, ringraziamo tutti voi per l'attenzione. Le ultime parole come sempre a Gianni Marini, ai suoi proverbi e soprattutto agli attrezzi storici, questa volta con la Scuria, e noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Ecco qua, ciao a tutti, sono qua in mezzo al Varioio e al Vesuro, però di questo vi parlo un'altra volta. Un po' voglio parlarvi di Ascuria che era fatta con il legno del bagoiaro, un legno tanto tenero, e veniva tagliato verticalmente e dopo intrecciato. Alla fine veniva messo a curamea e in fondo ancora un fiocchetto. Cosa che serviva sta qua? Sta qua che serviva ai bovari, a quelli che paravano via le vacche,
perché non per l'aria assolutamente, ma per far ascoltare chi era Euri che comandava. E ora cosa succedeva? Quando chi era a fare andare avanti o indietro e chi diceva ai vacche, gli dava un colpetto e con questa qua ora alzava la testa e cominciava subito a ascoltarli. Era queste vacche qua e i contadini che diceva quando chi aveva andare avanti, gie, quando chi aveva o gie o ari anche che era un altro che diceva, quando chi aveva fermarsi, ao, famoso ao, qui da girare a destra, gira a man, quando chi a girare a sinistra, gira a fora. Tutti quanti questi nomi qua risparì perché adesso arrivano i trattori, va che ai campi non ne sono altre. A Scuria si andava in pensione, però aveasso con un bel proverbio, e va che i boi erano famosi perché quando te passavi da Dio, era buono incadarti un colpito, e si diceva, se te scampi da vacca, il botte tra. Ciao a tutti, ci vediamo sempre forti! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.